know what's worth fighting for when it's not worth dying for. Does it take your breath away and you feel yourself? Ciao da Nicoletta, in questo splendido scenario oggi ti vorrei passare una riflessione che mi è venuta in mente l'altro giorno. 1 centimetro, perché spesso le persone pensano che una piccola cosa non faccia la differenza, che una piccola cosa sia quasi quasi trascurabile. In realtà quanto 1 centimetro fa la differenza? Immagina questo, ti sei mai trovato a dover incastrare un mobile e avere quella sensazione, quel moto di rabbia perché porca c'è la miseria, proprio per 1 centimetro non si incastra nel modo giusto? O per contro di avere quella sensazione di sollievo quando noti che in quel luogo quel mobile si incastra proprio a pennello. Ci fosse stato anche quel mezzo centimetro in più non sarebbe entrato al suo posto. 1 centimetro, che differenza fa 1 centimetro? Qual è la differenza che fa la differenza nel centimetro? Qual è quel centimetro che puoi migliorare ogni giorno e che ti può portare ad ottenere qualcosa che altrimenti non avresti mai ottenuto? Perché noi troppo spesso stiamo all'interno della nostra mattonella, l'area di comfort, l'area in cui tutto è conosciuto, l'area in cui non c'è nessun centimetro che fa la differenza. La mia vita io parto da qui e facendo il percorso che sto facendo arriverei qui, virando anche solo di 1 centimetro, quello che a volte non si capisce, che si può arrivare ad un punto totalmente diverso, si può cambiare totalmente la visuale, si può fare quella differenza che ci porta a capire che 1 centimetro al giorno, nei mesi e negli anni porta un risultato stupendo e molto molto diverso. Cosa puoi fare per uscire da quell'area di comfort? Cosa puoi fare per andare dove la magia accade? Perché la magia accade quando rompi uno schema. E con questa riflessione è tutto. Da Nicoletta un bacio, alla prossima. Ciao! Did you try to live on your own?